Il consigliere comunale di Agrigento della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari, afferma nella sua nota come ormai il Consiglio Comunale di Agrigento è diventato, scherzi a parte, giunti al 4 anno di mandato elettorale, posso affermare, dice la Zicari, che aspetto come salvifico l'inviato di una nota trasmissione televisiva a entrare in aula e gridare siete su scherzi a parte. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale abbiamo scoperto che tutto il lavoro e tutte le idee proposte dal Consiglio Comunale di Agrigento sul trasporto pubblico locale, trasporto notturno, universitario, per le periferie, abbonamenti agevolati, non sono entrati nel progetto dell'amministrazione stessa, ma saranno indicati come offerte migliorative, cioè optional. Avete capito bene, dopo 2 anni di lavoro e diverse proroghe, l'idea dell'amministrazione comunale di Agrigento è la stessa di 17 anni fa. Vogliono tenerci ostaggio del passato, afferma la Zicari. Il bando sul trasporto pubblico locale, l'esternalizzazione spinta dei parcheggi, la cementificazione di Villa del Sole non sono accuse vane, ma fatti concreti che parlano di un pericoloso ritorno agli anni 90. Visto che siamo all'ultimo anno di mandato, afferma la Zicari, e che queste scelte bloccheranno la città per almeno i prossimi 10 anni, non è forse il caso di fermarsi un attimo con la svendita della città o quantomeno convocare un consiglio comunale aperto per ascoltare la città e avere il coraggio di comunicare con grande sincerità che ci stanno riportando indietro assumendosene le responsabilità.